Amici bellini, no, non c'è l'audio, quando mai? Ricominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Amici bellini, allora è una falsa partenza, ma qua solo è un canale verità. Good morning, good afternoon, good evening e good night. Io dormo poco perché mi sto organizzando, novità in questo canale, mi sto organizzando per fare le live con gli ospiti, dove posso anche evidenziare i vostri commenti, insomma, cose belle che stanno succedendo su questo canale e vi invito a scaricare OneFootball che ci dà delle informazioni approfondite sulla nostra squadra e in generale sulle altre, link in basso in descrizione. E come vedete stavo cercando di capire un pochino la situazione, in che situazione si trova il Napoli, perché voci anche con gli amici bellini dei Telegram, insomma si parla di un chiarimento che c'è stato a Castelvolturno tra la squadra Gattuso, qualcuno ipotizza un ritorno al 4-3-3 e durante questo video ipotizzeremo una probabile formazione anti-Bologna qualora effettivamente Gattuso decidesse di fare, insomma, possiamo chiamarlo una marcia indietro, ma non è un regredire, è un ritornare magari a una formazione che i giocatori sentono più nelle loro corde, no? Che si sa che questa squadra storicamente col 4-3-3 si trova bene, però io insisto nell'analizzare una situazione che è più, ci ho pensato, ci ho riflettuto molto, mi sono preso un giorno di pausa anche per riflettere, non ho ascoltato, non ho seguito, a differenza di tutti gli altri giorni, non ho seguito i commenti generali, mi sono messo lì a riflettere e credo che ci troviamo di fronte a un problema mentale, un problema psicologico dovuto a vari fattori. Non credo che la squadra sia stanca nonostante si giochi ogni 3 giorni perché il Napoli chiude in crescendo, allora non è una questione fisica, è una questione mentale, questi giocatori sono in grado di dare oltre, di arrivare oltre e di dare più di quello che hanno quando sono tutti mentalizzati con l'obiettivo. Si è visto negli anni di Sarri, si è visto che quando si perde l'obiettivo con Ancelotti, che si parlava di scudetto, la squadra stacca completamente la spina e abbiamo fatto brutte figure. Arriva Gattuso, la squadra si ricompatta dopo un pochino di problemi, la squadra si ricompatta al punto da vincere la Coppa Italia, vincendo la Coppa Italia poi stacchiamo di nuovo un po' la spina perché non c'erano di nuovo stimoli, non sottovalutiamo il fatto che non c'è il pubblico, quindi non c'hai quella tensione positiva anche che il pubblico ti dà, no? Perché tu almeno anche le partite un pochino più così tu non le sottovaluti perché sai che il pubblico è là, ti giudica e allora sono tante le cose che portano la nostra squadra a fare dei passi falsi, ma se noi guardiamo passi falsi, comunque abbiamo vinto, non ci dimentichiamo che abbiamo vinto, però noi vogliamo la prestazione, vogliamo non regalare i primi tempi agli avversari. Se diamo uno sguardo alla situazione generale in Europa, tu vedi un Manchester United, no? Che ha steccato completamente, ha fatto una brutta figura in Champions League, una squadra piccola che comunque ha segnato 2 gol e loro sono riusciti a farne uno solo, dopodiché non sono riusciti a segnare, nonostante abbiano Cavani, abbiano Greenwood, abbiano grandi giocatori, Pogba. Non basta, anche il top player a volte si trova a scontrarsi con una realtà che si chiude e ti chiude tutti gli spazi. La stessa squadra, dopo pochi giorni, affronta l'Everton di Ancelotti, il famoso Liquidotti, il famoso Curricolotti, che adesso gli hanno dato James, gli hanno dato James, adesso vince tutte le partite, perdono 3-1 in casa, segna anche Cavani alla fine della scadere, e quindi un pochino tutte le squadre, il Milan cade in Europa League, tutte le squadre stanno regalando questa alternanza di prestazioni, si parla di discontinuità, tutte le squadre, quindi il Napoli non è esente da questo. Insisto che per me è più una questione psicologica, io non credo che la squadra abbia rigettato il 4-2-3-1 dove i senatori sono bene o male tutti titolari, dove la squadra è ben strutturata, tutto potrebbe funzionare a meraviglia, l'abbiamo visto che può funzionare quando tutti vanno a 1000, quando la palla gira veloce, quando tutti fanno movimento senza palla e quindi dettano il passaggio. Se non fai il movimento senza palla, se non ti senti, se non stai bello sulle gambe, bello pimpante, arzillo,
non funziona niente, tutto si rallenta e noi non abbiamo lo specialista che gli dai la palla, si scarta tutti quanti e te la risolve da solo, come altre squadre a volte riescono a nascondere, no, dei problemi tattici grazie alla giocata di un singolo. A volte ci capita, tiro da fuori di Politano, la risolve, Insigne la risolve, quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo ritornare al gioco collettivo che ci ha portato a fare grandi exploit all'inizio del campionato. Qualora ci trovassimo di fronte a un ritorno al 4-3-3, io ipotizzo una formazione, ipotizziamo di nuovo Meretti in porta, credo si possa dare un turno di riposo a Di Lorenzo, quindi mettendo Yusai o addirittura Malqui se stesse bene, ma Yusai probabilmente ritorna titolare sulla destra. Immagino un ritorno di Manolas in campo, quindi Manolas, Koulibaly, insisto perché ci sono giocatori che sono troppo importanti e non li puoi far riposare mai, e questo è Koulibaly è uno di quelli, quindi io lo volevo far riposare contro il Rijeka, ma non è stato caso, quindi deve insistere. Quindi Manolas, Koulibaly sulla sinistra. Mi piacerebbe vedere Gulam a questo punto. Se non fosse Gulam, immagino Isai a sinistra e Malquit a destra, ma non lo so. Fabian, Bakayoko, Zielinski sulla mediana, e lì ho il dubbio se Fabian centrale, perché oramai è il regista della squadra, con Bakayoko Mezzala a schermarlo e Zielinski più libero di aiutare la manovra, o viceversa con Bakayoko centrale a fare schermo, perché il Bologna a volte gioca con questi trequartisti, insomma Soriano tra le linee, quindi magari un Bakayoko potrebbe essere importante per schermare questa situazione qua. E in attacco confermerei Osimhen con Insigne sicuramente, e poi ci sarebbe questo ballottaggio a destra tra Lozano, Politano o addirittura Mertens. Questo se si vuole partire con Osimhen, altrimenti è anche ipotizzabile un Mertens prima punta con Politano a destra, e quindi un attacco di piccolini di nuovo che a volte funziona e a volte no, non è detto che sia sbagliato come concetto, e poi nel secondo tempo puoi inserire i velocisti, puoi inserire Osimhen, puoi inserire Lozano, puoi mettere anche un Petagna e magari cambiare in corsa se ne hai bisogno. Questa è l'ipotesi qualora si tornasse al 4-3-3. Ripeto, non ne sono convintissimo, secondo me Gattuso vuole insistere, secondo me la squadra alla squadra piace il 4-2-3-1, secondo me è solo una questione di avere gli stimoli, e Gattuso per questo lui li accusa in conferenza stampa. Lui dice: il primo tempo abbiamo fatto malissimo, siamo stati imbarazzanti, non scappavamo all'indietro, i centrocampisti non facevano le scappate, non ci sono state le preventive, non abbiamo annusato il pericolo, non c'è stato il veleno, ha dovuto sciorinare tutto il repertorio perché è così. E quindi ecco che lì la squadra potrebbe avere un pochino di malumore, ma dice: ma il mio allenatore non mi difende? Il tuo allenatore non ti difende se tu non sei concentrato, se tu concedi quel poco al Rijeka, che è una squadra onestamente di basso livello. Ecco che sì, io sono sempre con Gattuso, sono fino in fondo con Gattuso, perché è giusto che questi giocatori si prendano le loro responsabilità. Mertens dopo lo schiaffo subito l'ho visto più in partita, più leader, a cercare di prendersi anche responsabilità, di muoversi più sul fronte d'attacco, e si è visto la reazione almeno da parte di Mertens. Il resto della squadra lo ha seguito in ritardo. Poi quando entra Insigne, anche Gulam, Zielinski, insomma la storia cambia, il Napoli è più fresco e vedete che fisicamente ce la fa. La ribalta con l'autogol, ed è bene anche sottolineare la reazione, e poi diciamo un controllo abbastanza tranquillo, perché loro non ci provavano nemmeno. L'incrocio dei pali di Menalo ancora riecheggia un pochino in quello stadio, però il calcio è anche fatto di episodi, e quindi quando noi entriamo nella psicologia è complicato. A livello tattico invece possiamo tranquillamente analizzare tutte le storie. Fatemi ringraziare prima di andare avanti, perché ragazzi, vedete, il vostro supporto è straordinario. Questo arriva dopo una live. Mi raccomando, la live, io sto cercando di organizzarmi per avere le live dopo ogni partita. Tutte le volte che sarò libero lo farò, quindi voi
cliccate sulla campanella, cliccate su tutte le notifiche, perché a volte YouTube non lo fa, non vi manda la notifica, ma io mi organizzerò in modo tale da creare il promemoria, l'anticipazione, in modo tale che voi potete cliccare e sapete sempre che andrò live dopo la partita. Prima posto la reazione, voi vedete la reazione, si arriva a 1000 più o meno views, un 200 like di cortesia e andiamo live, ne parliamo insieme, facciamo i nostri approfondimenti e magari anche con gli ospiti, perché mi sto organizzando. Devo telefonare devo telefonare al mio provider di internet, perché mi devono dare un segnale più costante, altrimenti andiamo in lag e non è possibile. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio sempre in maniera casta, perché una cosa è l'amicizia e una cosa è... Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.